Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, la puntata fissa ogni settimana su Sesta Rete in diretta a partire dalle 19:30 con il calcio dilettantistico dalla Serie D sino alla prima categoria e da quest'anno anche con la parentesi dedicata al calcio a 5. Ho qui accanto a me la seconda penaltina, Giulia Bonaccorsi, che salutiamo. Ciao Giulia. Ettore, buonasera a tutti. Buonasera anche a te e naturalmente la buona serata anche al nostro commentatore ufficiale del campionato di promozione, ovvero Ciccio Rametta. Ciao Ciccio. Ciao Ettore, buonasera. Ben ritrovato, pimpante, 4 gironi importanti quelli di promozione, perché tra poco parleremo anche di questo big match Giarre Comprensione Normanno che è stato vinto dalla squadra guidata da Romeo. Subito i risultati e poi anche la classifica del girone A del campionato di promozione. Ligny Trapani, Dattilo 1-1, Cus Palermo, Delfini Vergine Maria 1-1, Monreale Favignana 4-0, Città di Carini Strasatti 1-3, Cefalù Montemaggiore 3-0, Fulgatore Paceco 0-0, Castellammare Salemi 0-0. Riposa il Real Calcio. Hanno pareggiato entrambe le due squadre di testa, ovvero il Paceco e il Salemi, che continuano ad essere le due leader incontrastate di questo girone A del campionato di promozione, anche se alle spalle il Dattilo insomma continua a fare punti. Guardiamo la classifica al completo. Paceco 35 punti, Salemi 35, Dattilo 32, Cefalù 31 punti, Monreale 29, Ligny Trapani 28, Montemaggiore 26 punti, Castellammare Calcio 94 23 punti, Real Calcio 20, Cus Palermo 18, Favignana 17, Fulgatore 17, Delfini Vergine Maria 17 punti, Città di Carini 11, chiude la classifica Strasatti con 7 punti. Castellammare e Montemaggiore una partita in meno. Allora Ciccio, subito un commento, hanno pareggiato entrambe le due squadre che comandano questo girone A, però il Dattilo è lì vicino. Sì Ettore, hanno pareggiato entrambe le capoliste e ha pareggiato anche il Dattilo. Sicuramente tra i 4 gironi il girone A è quello più interessante per quanto riguarda la vittoria finale. Io includerei a questo punto anche Cefalù e Monreale nella lotta, perché hanno vinto benissimo entrambe oggi, 3-0 e 4-0 entrambi interni, per cui sai, il Monreale ha -6 dalle prime, il Cefalù ha -5. Le prime 3 appunto hanno pareggiato, mi ha sorpreso tra i 3 pareggi, diciamo che il Dattilo andava a Trapani contro il Ligny, quindi ci stava, era un campo molto difficile. Il Salemi e il Paceco a mio avviso potevano fare di più. E c'era anche uno scontro molto interessante tra la penultima e l'ultima, era l'ultima chiamata per lo Strasatti, anche se andava fuori casa, e ha vinto 3-1, si è rimesso in corsa a -4, per cui diciamo che non sono fatti i giochi per l'ultimo posto. Ciccio ha detto bene, è un girone abbastanza incerto sia nella zona alta che nella zona play-out, ed è la dimostrazione che il Trapani fa da traino a tutte queste società appunto del trapanese che insomma cercano anche loro un po' di sogni di gloria. Ignazio. Non conosco la realtà di quelle zone. È chiaro che il Trapani, per il passato, per ciò che ha rappresentato per il calcio siciliano e che rappresenta per il calcio siciliano, può essere un traino importante per tutto il movimento in quella zona. Ricordiamo che la prima squadra di Trapani fa la Serie B e certo. la fa anche molto bene. La fa molto bene. È vero, è vero. Luca, Paceco e Salemi in testa, non so se segui anche seppur marginalmente questo girone, e questo Dattilo a 32, quindi è la dimostrazione che questo è veramente un girone super equilibrato. Da quello che so io, d'altra parte è un girone di ferro, si gioca un calcio molto duro, intenso, sì, no? molto maschio. Ti sono arrivate notizie di questo qualcosina, perché girone un po' ferro? Ho qualche amico che gioca nel Montemaggiore che giocava con me. Ho capito. Staremo a vedere. Staremo a vedere, anche perché insomma il campionato è lungo ancora, no? Siamo soltanto alla terza giornata di ritorno. Proseguiamo, giriamo foglio e vedo qua già subito i risultati che adesso la nostra Giulia ci leggerà del girone B appunto del campionato di promozione. Riviera Messina Nord, Atletico Villafranca 2-0, Sinagra Città di Milazzo 0-1, Ciappazzi Fiume Freddese 4-1, Mamertina Ghibellina 0-0,
Sporting Taormina Randazzo 4-0, Pistunina Sant'Agiolese 1-1, Castelbuonese Torregrotta 4-1, riposa il Castelbuono. Vincono entrambi le due battistrada di questo girone B del campionato di promozione, vince sia il Taormina che la Castelbuonese. Guardiamo il quadro completo e poi dopo passeremo al commento tecnico di Ciccio Rametta. Sporting Taormina 41 punti, Castelbuonese 38, Città di Milazzo 33, Sant'Agiolese 29 punti, Pistunina 27, Sinagra 26, Mamertina 25, Ciappazzi 24 punti, Randazzo e Fiumefreddese 19, Castelbuono 17, Torregrotta 16, Riviera Messina Nord 11, Atletico Villafranca e Ghibellina 7 punti. Sporting Taormina batte Randazzo 4-0, vince in un certo senso il derby dell'Etna e continua a rimanere in vetta con questa Castelbuonese che è la marca stretta però, Sì, la marca stretta, però credo che il Taormina debba fare la corsa guardando solo dentro casa sua. Quindi un'altra vittoria convincente, un attacco atomico che continua a segnare tantissimo. E per 4-0 quest'oggi, bene anche ovviamente la Castelbuonese che il suo l'ha fatto e quindi aspetta il passo falso del Taormina. Diciamo che queste prime due possono guardare con tranquillità alla loro lotta. La squadra più vicina è il Milazzo che è andato a vincere fuori casa 1-0 e quindi diciamo che ci crede ancora secondo me nel primato o nel secondo posto, come tu sai è sempre bene per i playoff. Per i playoff, quindi diciamo che queste prime tre hanno un discreto margine di vantaggio sulle altre, quindi possiamo dire che una delle tre sicuramente andrà alla promozione diretta, le altre due possono già da oggi abbastanza prepararsi per i playoff, playoff che se li giocano le squadre a seguire. Mentre in fondo c'è molta bagarre, anche Atletico Villafranca e Ghibellina si giocheranno l'ultimo posto, mentre per i play-out ci sono diverse squadre che fino alla fine cercheranno di evitarli. Quindi anche questo è un girone equilibrato, tutto sommato. Anche questo è un girone equilibrato, però con i nostri ospiti oggi voglio parlare di questo Città di Milazzo, che indubbiamente è una squadra dalla caratura passata non di poco conto, quindi insomma il fatto di doversi ricimentare di nuovo in queste categorie dilettantistiche rischia poi alla fine un po' di impantanarsi. Ignazio. Ma programmare mai è facile, è sempre un rebus, cioè poco fa facevamo riferimento alla San Pio X, nomi o programmare velocemente per cercare di scappare via da categorie Al Milazzo ci è abituato però a questo sali e scendi e queste incertezze. Magari non ti appartengono, ma le ciambelle non riescono mai, difficilmente riescono sempre col buco alla prima botta. Invece io sono sempre per una programmazione magari su più anni e di lasciare lavorare un allenatore a cui tu credi per 2 o 3 anni e far crescere magari una squadra che sia giovane e che ti possa dare poi risultati per diverso tempo. Duraturo nel tempo. È chiaro che il livello non mi sembra proprio molto alto, come io ho visto qualche partita di promozione di questo girone. Il Taormina ha un allenatore molto bravo, sappiamo, Schifilliti, che è una persona molto competente, pagata, sa quello che vuole, fa giocare bene. Passa la testa Luca perché evidentemente insomma conosce bene quella realtà. Fa giocare bene le sue squadre, io lo conosco personalmente, è una persona veramente squisita e che ci sa fare molto. Certo. Luca, perché sorridi quando io parliamo dello sport? Trappitello e quindi conosci bene insomma Investe la tenacia di Schifilliti, no? Gente di ferro. Diciamo che lui e Busetta mi hanno ti hanno messo bene, sotto. sì. Ho capito. Quindi a questo punto anche tu ritieni lo Sporting Taormina una delle candidate a vincere questo girone del campionato di promozione? Sì, sicuramente, anche perché è una piazza che ha sempre dimostrato di fare calcio a un certo livello, anche se il Città di Milazzo so che è ben attrezzato. C'è, se non sbaglio, qualche elemento dell'ex Mazzarà di 2 anni fa che giocavamo insieme e quindi penso sia una bella lotta. Si sono rafforzati anche molto da poco, diciamo. Infatti. In poche parole, attualmente però il Taormina sembrerebbe avere insomma il passo più intenso. Uno spunto in più. Uno spunto in più. E vabbè, vedremo poi come andrà a finire. Anche in questa occasione siamo ancora soltanto alla terza giornata, quindi bisognerebbe aspettare ancora qualche settimana. Ci sono sempre i playoff. Ci sono sempre i playoff, anche se poi i playoff sono sempre un terno al lotto, non perché uno arriva ai playoff e poi
sicuro che li vince. Bisogna poi giocarseli i playoff. La partita secca e vi soprattutto. assicuro che le partite secche sono sempre molto difficili. Questo me lo confermate anche voi, no? Benissimo, ci dobbiamo fermare, tra poco ritorneremo a parlare del campionato di promozione, il girone C, e parleremo di Giarre comprensione Normanno insieme al nostro ospite Luca Bracciolano, e poi anche del girone D, naturalmente. A te la parola. Ci vediamo tra qualche minuto.